Questo progetto qua del treno storico per il Comune di Forgaria è sicuramente un grosso acceleratore di quei molteplici progetti turistici verso i quali abbiamo comunque investito e costruito negli anni scorsi, nei decenni scorsi. Qua di fatto abbiamo una riserva naturale regionale del lago di Curnino, abbiamo un altipiano a Monteprat dove già organizziamo grossi eventi da tanti anni, abbiamo dei laghetti Packard dove si pratica la pesca sportiva, è un tipo di turismo naturalistico e sportivo che attrae sicuramente molta gente da lontano, e il fatto di avere la possibilità di sfruttare anche questa onda di persone che possono raggiungere il nostro territorio con i treni storici, con questa bella iniziativa, con questa bella realtà ricreata, quindi non più una situazione di peso del territorio ma una situazione che dà veramente flusso e dà crescita, è sicuramente una cosa molto importante che vogliamo assolutamente investire e sfruttare. Tutto questo nasce dalla volontà di stare insieme, di far conoscere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, eccellenze in termini culturali, eccellenze in termini paesaggistiche, e lo vediamo in questo meraviglioso paesaggio, e non solo, si chiama Treno Jazz, i nostri migliori jazzisti della regione. È importante sottolineare che questo è uno degli eventi che poi porteranno verso l'autunno a quella che è l'attività della nostra associazione Circolo Culturale Controtempo. Questo è uno dei tanti eventi che precedono quella che è poi l'offerta jazzistica che ci sarà tra ottobre, novembre e parte di dicembre, che è il Volo del Jazz. A breve ci sarà nel nostro sito il programma del Volo del Jazz, e avranno così modo anche di conoscere il programma di Jazz and Wine, sempre organizzato dal nostro circolo a Cormons, dove anche lì amiamo tantissimo il territorio, e sarà una settimana di concerti nelle vigne, nelle cantine e in tutto il Collio, che in autunno ci regala dei colori stupendi. Il turismo lento fatto in treno, soprattutto in bici, ci farà vedere dei territori che in poche altre parti d'Italia e del mondo si possono vedere. Noi ci mettiamo del nostro, anche perché la nostra scuola di ciclismo, la scuola di ciclismo Mondi Bike, è situata in questo comune sull'altopiano di Monteprat, quindi ci interessa sì la parte race, ma soprattutto questa parte qui, la parte enogastronomica, la parte turistica e la parte che ci faccia vivere bene. Il treno è un grande archetipo nella musica afroamericana e più in generale nella musica, e dunque ci è sembrato giusto questo connubio jazz e treno. Il treno è il mezzo di spostamento, di fuga, della ricerca di nuove opportunità, e in questo modo è stato presente fin dall'inizio nella musica blues, nella musica folclorica e anche nel jazz. E dunque jazz e treno è una ottima occasione per unire il desiderio di stare assieme con la fruizione di un bellissimo paesaggio, con una musica che nasce proprio con questo intento, quello di fare stare insieme la gente ed esprimersi. Abbiamo scelto due momenti, un momento in carrozza con dei musicisti, siamo partiti da Sacile e abbiamo pensato di contestualizzare, visto che avevamo avuto la fortuna di avere un bellissimo treno degli anni 30 con la locomotiva a vapore. Abbiamo chiamato un trio che ha fatto musica jazz degli anni 30, per cui lo jazz, il Dixieland, il jazz di New Orleans, delle origini, e poi un concerto energico, una bella botta di vita, perché i Maista Africa sono una formazione tutta friulana, vengono un po' da tutta la regione. Maista Africa, ovvero come suona la musica africana, suonata da persone che in Africa non ci sono mai state, per cui è una ricreazione dell'immaginario afroamericano che parte da Fela Kuti, per cui l'afrobeat arriva fino al funk, al jazz, con spruzzate di psichedelia e di grande energia. Una formazione secondo me straordinaria, di grande energia, e speriamo insomma che la giornata si concluda come è iniziata.